Siamo in compagnia di Gregory Donadè, responsabile del settore giovanile del Chievo. Allora, partirei chiedendoti anche con le novità, no, dell'inserimento di Roberto Pavana all'interno del team. Qual è l'evoluzione di questo nuovo settore giovanile del Chievo? Allora, il nuovo settore giovanile del Chievo cercherà di svilupparsi sia all'est di Verona e al centro, quindi cercheremo di sviluppare la società in due poli in modo da dare più possibilità di crescita alla società. E quindi dalla parte est, quindi abbiamo raggiunto un accordo importante con l'Intrepida che ci farà gestire i loro ragazzi fino al 2012 e quindi tutto il settore non agonistico, dove porteremo la nostra esperienza sia a livello tecnico che pratico, mettendo i nostri allenatori, e cercheremo comunque di fare qualche squadra anche di piccoli, ma anche una squadra agonistica tipo di giovanissimi allievi anche a San Martino. Questo lo possiamo fare perché porteremo la sede legale dell'Academy a San Martino e quindi sarà fatta una nuova società che gestirà proprio il settore giovanile del Chievo, come Chievo AC Academy, Chievo Academy. Mentre per quanto riguarda il centro di Verona, ci siamo appoggiati a Pescantina, con cui ho collaborato già per 4 anni, quindi c'è una buona sinergia già con la società, e avendo le squadre che si smezzano perché si continua con le annate, avendo noi delle annate miste, riusciremo a fare anche di 3-4 squadre, una di giovanissimi, una di esordienti, pulcini, primi calci, quindi ci sarà un buono sviluppo anche nella parte centrale di Verona. Quindi insieme a te e a Pavan ci saranno anche una serie di altri collaboratori. Sì, esatto. Pavan Roberto seguirà la parte est di Verona, con l'Intrepida e con San Martino, quella zona lì, mentre a Verona abbiamo Marchesini Roberto che seguirà la scuola calcio, l'attività non agonistica, mentre l'attività agonistica sarà seguita da Montresor Fausto. Quindi abbiamo potenziato quello che è la collaborazione, la direzione praticamente delle squadre e degli allenatori, in modo che ogni squadra possa essere seguita da dei supervisori che fanno capo a me. Quindi possiamo dire che a maggior ragione anche con questo logo davanti alle tue spalle del Chievo, un settore giovanile in grande espansione che quindi aggiungerà parecchie novità, oltre naturalmente alla conferma della Juniores Under 19 nazionale, i giovanissimi e gli esordienti. Esatto, l'Under 19 Juniors nazionale, e anche quest'anno stiamo allestendo una squadra di ottima qualità, faremo un campionato importante perché partiamo, a differenza dell'anno scorso che abbiamo dovuto cambiare 20 23esimi, perché su 23 ragazzi ne abbiamo cambiati 20, quest'anno partiamo già da una base importante fatta dai 2006 che sono stati tutti confermati, quindi a maggior ragione la scelta che abbiamo fatto l'anno scorso è stata giusta e quest'anno sarà completata con dei ragazzi del 2007 che vengono da società importanti quali Virtus, Legnago, Montecchio, e quindi daranno sicuramente il loro supporto alla squadra. Insomma, carne al fuoco ce n'è, in bocca al lupo e buon proseguimento. Grazie altrettanto.